Bene, voltiamo pagina. Come detto in apertura, l'autorità di bacino entra nelle scuole per formare ed informare i cittadini, cominciando appunto dai più piccoli con il progetto Io, Tu, Noi, il Piave. Presentata a Ponte di Piave la nuova edizione al via nei prossimi mesi del progetto educativo Io, Tu, Noi, il Piave, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e Regione del Veneto con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali del Basso Piave. L'obiettivo è quello di coinvolgere le scuole del territorio attraverso un percorso di didattica e partecipazione attiva che porta alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente in cui gli studenti vivono, con particolare attenzione anche agli aspetti di prevenzione del rischio idraulico e altresì con finalità di protezione civile. Far crescere culturalmente le nuove generazioni, perché su questo tema importante che ai noi in questo momento ci affligge con la siccità, ma sappiamo bene che in tempi passati abbiamo avuto un problema di carattere alluvionale. Io penso che coinvolgere le scuole sia fondamentale, lo abbiamo fatto molto, lo stiamo facendo in ambito di protezione civile con esercitazioni che coinvolgono i ragazzi nelle scuole e abbiamo visto che funziona. Questo progetto si rivolge alla conoscenza del Piave sia dal punto di vista dell'ecosistema sia dal punto di vista dei rischi che i fiumi comportano e quindi credo che l'iniziativa di andare nelle scuole sia assolutamente positiva perché poi i ragazzi, essendo scevri da qualsiasi ideologia, si possono fare un'idea su quello che è la problematica e anche i vantaggi che può offrire un ecosistema come quello del Piave e affrontare sapendo di cosa si sta parlando. Il progetto, che ha registrato l'interesse di 120 classi, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ubicate nei 20 comuni lungo il corso del Basso Piave. Ci saranno 3 momenti didattici in classe, il primo che riguarderà una spiegazione sul rischio idraulico potenziale che ci può essere sul fiume Piave. Poi ci sarà un secondo momento in cui partendo dalla classe andranno sul Piave, saranno dotati di un kit proprio di monitoraggio e saranno loro stessi a fare prelievi e fare campionamenti del Piave. Il terzo momento didattico in classe ovviamente è una spiegazione, un'analisi dei risultati, nonché una spiegazione poi di alcuni altri rischi che sono legati al fiume come quello della balnazione, che è un tema molto sentito dai sindaci del medio e basso corso del Piave.